Quanto accade alla Chioene Padova, la squadra di volley che milita nel massimo campionato, rispecchia nel micro quello che accade in tutta la provincia. Agli 8 positivi di inizio settimana se ne aggiungono 4. Sono in totale più di 3.000 i nuovi casi emersi in provincia nelle ultime 24 ore, con 25.000 persone in tutta Padova che si trovano a fare i conti con questo temibile virus. Una situazione diversa da quella vissuta un anno fa, perché l'effetto del vaccino si vede soprattutto nei numeri dei pazienti ricoverati. Sono 277, con 50 persone in terapia intensiva. Le vaccinazioni continueranno anche in questo ultimo scorcio di feste, Befana compresa, con il padiglione 6 della Fiera di Padova ad accesso libero per le prime dosi e per i piccoli tra i 5 e gli 11 anni. Si fanno ancora i conti con la variante Delta più aggressiva, avvertono gli esperti. Il delta è sì infettante, molto trasmissibile, ma è anche, dà anche delle infezioni tuttora gravi, per quello bisogna siamo. Quindi siamo con queste due varianti, una un pochino più cattiva, una quella in questo momento che è ancora quella vecchia, importante, per cui dobbiamo ancora mantenere una certa prudenza. Nelle prossime settimane dovrebbe avvenire l'inversione con la variante Omicron più contagiosa ma meno aggressiva, pronta a prendere il sopravvento.